giornata. Siamo onorati di avere come ospite il professor Antonio Costa, quale scrittore teorico del cinema tra i più pregevoli in Italia, come ha spiegato molto meglio di me Gianni e gli altri che mi hanno preceduto. Fra l'altro, volevo dirlo subito, è qua a Cagliari perché ieri ha presentato il suo nuovo libro che si chiama La mela di Cézanne e la finestra di Hitchcock. Non l'ho letto, però ho partecipato ieri alla presentazione ed è veramente un libro interessante e singolare perché parla appunto del rapporto fra cinema, i film e gli oggetti che ci sono dentro i film, e ne parlerà credo lui e spero, perché è davvero interessante questa ottica, questa visione del cinema attraverso gli oggetti. Alla mia sinistra Salvatore Mereu, che conoscete tutti, un bravissimo regista sardo, ha fatto tantissimi film, da Sonettaula, Il ballo a tre passi, l'ultimo è Bella sposa, e lo dico perché tanto ormai è pubblico, ne sta preparando un altro e c'è già un casting. Come no? Abbiamo ricevuto la news. Poi ne parliamo. Quindi direi che la parola darei prima a Costa. Va bene, come volete, non so, c'era un modo più. Professore è a tema libero. E quindi do la parola. Bene, ringrazio Enrica che mi ha intercettato nel momento in cui assieme agli amici della Cineteca Sarda stavo concordando la mia venuta a Cagliari, che è la quarta negli ultimi tempi, e l'ho detto ieri, lo confermo, vengo sempre molto volentieri a Cagliari per la simpatia, il calore che c'è, poi per tutte le bellezze che ci sono. Sono stato intercettato e ingaggiato per parlare della critica. Io stamattina sono venuto, ho preso appunti e così via. Sono un po' spiazzato dalla presenza di Salvatore Mereu, regista che conosco da te, ma poi rievocherà lui i nostri trascorsi, e che mi indurrebbe a introdurre altri argomenti, quindi devo cercare un po' di arginarmi e vorrei fissare alcune delle questioni che mi hanno sollecitato ascoltando gli interventi di questa mattina, che poi sfoceranno in quello che è il rapporto tra gli autori, i registi e la critica, e quindi tiro la volata a Salvatore. Allora, partirei da questa considerazione. Se voi andate su internet al sito dell'Enciclopedia Treccani e provate a interrogare qualcosa attorno al tema del nostro convegno, trovate due voci interessanti. La prima, la più ovvia, è critica cinematografica. Allora vi leggete questa voce piuttosto corposa, ben fatta, che fa la storia della critica cinematografica in Italia dalle origini letterarie, diciamo così, poi il grande sviluppo che ha avuto grazie all'influsso francese, dove però c'era un italiano, Le Barisien con la B, era Ricciotto Canudo, che veniva da Bari e che quindi veniva chiamato Le Barisien, e che è stato uno degli inventori del metodo critico. Insomma, trovate questa voce molto dettagliata e negli ultimi paragrafi trovate più o meno le informazioni che sono state presentate e discusse da Elisabetta Randazzo questa mattina, e anzi vengono citati gli stessi nomi, se non addirittura gli stessi esempi. No, gli esempi sono diversi, poi è una voce. Comunque la questione è questa: uno spaccato di storia della critica. E poi tornerò subito su questa cosa, ma andiamo in fondo. In fondo alla voce sulla critica cinematografica si dice: e poi c'è la critica che si fa all'università.
vedi la voce università, che è blu o rossa, non mi ricordo, voi schiacciate quella e andate a un'altra voce, come se si andasse in un altro mondo. Da una parte c'è la critica cinematografica e dall'altra parte c'è la critica come si fa all'università, che sembra non essere neanche più critica cinematografica, non si sa bene che cosa sia. Ecco, io di questi due mondi, di queste due province, appartengo a questa seconda, quella dell'università. Adesso cercherei di mettere in evidenza quali sono i rapporti tra questi due universi. E mi è più facile partire da quella che conosco meglio, vale a dire la critica, come si fa all'università. Questa mattina non ricordo più chi ha citato un numero speciale di Segno Cinema sulla critica cinematografica, un numero molto, molto importante a mio giudizio, perché fatto da giovani ricercatori universitari, tra i quali uno che è tragicamente e prematuramente scomparso, Vincenzo Buccheri, prendeva spunto da un libro veramente inquietante di Todorov. Chi è stato Todorov? È stato uno dei padri della nuova critica letteraria, di quelli che hanno dato i fondamenti agli inizi degli anni 60 dello strutturalismo, della semiologia, di quello che veniva considerato lo studio scientifico della letteratura. Naturalmente il cinema si è subito accodato e tramite la mediazione di Roland Barthes, Metz stamattina è stato citato più volte, tramite Christian Metz, che di mestiere era un filologo classico, quindi è uno che studiava greco e latino, che su incitamento di Barthes si è dovuto riciclare, magari per questioni di carriera all'interno, nel settore cinematografico, ed è diventato uno dei più importanti teorici della nuova teoria, della nuova critica del cinema. Bene, Todorov, che poi si è rivelato uno studioso, un critico letterario e non solo letterario importantissimo, agli inizi degli anni 2000 si pone alcuni problemi e dice: ma dove stiamo andando? Con il modo con il quale noi pratichiamo la critica dentro le aule universitarie, con questi strumenti di analisi linguistica e così via, decostruzionista, eccetera, sempre più raffinati, eccetera. Non è che per caso ci stiamo dimenticando di che cos'è la letteratura, che cos'è il rapporto che i lettori normali, cioè quindi tutti noi, hanno con la letteratura. Non è che abbiamo a tal punto specializzato le nostre pratiche critiche da averle radicalmente allontanate da quello che dovrebbe essere l'oggetto della critica letteraria, cioè l'amore del testo, il piacere del testo e così via. E in quel numero di Segno Cinema alcuni si ponevano problemi analoghi. Non è per caso che abbiamo a tal punto, come dire, affinato gli strumenti e portato l'analisi a dei livelli talmente sofisticati da aver finito per perdere l'oggetto della nostra ricerca. Cioè, quindi, un grido di allarme contro una iperspecializzazione della critica che diventa autoreferenziale, autofondativa e perde il contatto con l'oggetto. Devo dire che non li ho sentiti tutti gli interventi, ma il fatto che abbia sentito una sola volta la parola diegetico mi fa sperare bene che probabilmente questa grande sbornia di ipersentificità... No, io non ho niente contro il termine diegetico. Se devo parlare di musica mi serve parlare di musica diegetica, no, concetti esatti, eccetera, ma per dire, insomma, che si può, se
il fine della critica cinematografica, come diceva con una frase semplice e perfetta François Truffaut, deve prolungare nello spettatore il piacere della visione. Ecco, se questa la funzione, non è con dosi massicce di diegetico e extradiegetico che si ottengono grandi risultati in questa direzione. Quindi noi possiamo dire che dopo tutte le grandi conquiste dell'ingresso del cinema nell'università, il fatto che ormai in quasi tutte le università italiane si insegni non solo la storia del cinema ma anche le materie teoriche, sicuramente sono grandi conquiste, ma come sempre capita nei settori separati e iperspecializzati bisogna di tanto in tanto chiedersi dove stiamo andando e che rapporto abbiamo con quello che sta accadendo fuori di queste aree protette, no? della ricerca specialistica. E quindi questo è uno snodo piuttosto importante della problematica, visto che qui siamo a Cagliari, dove esistono importanti insegnamenti cinematografici all'università, quindi siamo in tema. Però che si stia avvertendo un certo disagio dipende da molti fatti. Per esempio il fattore tecnologico è importantissimo. Se io penso agli ultimi miei 10 anni di insegnamento, abbiamo avuto delle evoluzioni impensabili quando all'Università di Bologna Salvatore Mereu era in cerca della tesi, ma di questo parleremo dopo. Siamo passati dal momento in cui mi sono visto i ragazzi a lezione senza più quadernino e matita, ma con una macchinetta digitale che invece che prendere appunti dalle mie slide le fotografavano semplicemente. Questo è stato uno shock. Adesso siamo andati molto oltre a questo, non posso più citare dei film rarissimi che io amo citare, degli anni 10 e 20, danesi e così via, non posso più citare un film senza che nelle prime file con il tablet si colleghino e vedono in tempo reale il film del quale io sto cercando di dare un'idea. Per non parlare poi dell'enorme evoluzione che è stata determinata da quella che possiamo considerare una delle pestilenze della nostra epoca, il copia e incolla. Il copia e incolla che ha tolto significato e senso a gran parte delle tesine che noi davamo una volta. Adesso se in un'aula universitaria volete fare qualcosa di decente, dovete lavorare una settimana prima e inventarvi esercitazioni che escludano automaticamente l'uso del copia e incolla. Ed è una faticaccia, perché dovete faticare voi, ma questo è giusto, per poi fare oggettivamente faticare i vostri. Quindi siamo con una grande evoluzione in atto, ma adesso al di là degli aneddoti andiamo a quello che è il nodo della questione. L'evoluzione tecnologica ha tolto molti dei privilegi, il monopolio, che aveva il critico cinematografico. Il critico cinematografico che poteva andare ai festival, mentre il grande pubblico non poteva andare. Il critico cinematografico che aveva accesso agli istituti di cultura, dove prima dell'avvento di Domenica Sportiva, mediamente il pubblico non aveva la mia idea di che cosa fosse una moviola, mentre la moviola, prima di essere usata per il calcio, veniva usata in modo proficuo per studiare i film. Non c'erano i videoregistratori e quindi o avevate una moviola e le pellicole o niente. Allora, l'evoluzione tecnica ha tolto quel privilegio che veniva al critico, il quale aveva accesso a informazioni primarie, e buona parte del suo lavoro consisteva nel veicolare informazioni che venivano, spacciate per critica, ma in realtà era poco più che informazione. Però avere il controllo, il monopolio di questo tipo di informazione legittimava poi quello di poter esprimere il giudizio. Diciamo apertamente, qui abbiamo già cambiato campo, abbiamo lasciato lì l'università dove è e siamo
nel mare magnum della critica cinematografica, la critica cinematografica è andata perdendo sempre più il suo peso e la sua rilevanza. Hanno cominciato, mi sembra è stato il New York Times e poi seguito a ruota da altri quotidiani, che man mano che i vecchi critici della vecchia generazione andavano in pensione, il titolare della rubrica di cinema non veniva regolarmente sostituito con un nuovo. Venivano distribuiti il compito fra vari critici, ma veniva meno la figura istituzionale del critico titolare. Lo ricordava poi Elisabetta stamattina, che durante l'estate questo veniva sostituito dal vice, un ghostwriter, un negro che scriveva le recensioni da vice, appunto, quindi più corte, più in fretta e così via. Bene, questa situazione non esiste più, questa caduta del monopolio del sapere, del giudizio critico da parte della critica, grazie all'evoluzione della tecnologia, è sostituito con questo fenomeno della critica diffusa. Se voi andate su internet e digitate l'ultimo film italiano che avete visto, io dico qual è l'ultimo film italiano che ho visto, Cloro, e vi assicuro che è molto più interessante leggere i giudizi selvaggi che apparivano sul web che non le recensioni della critica, che si guardava bene dal far capire al pubblico che tipo di film aveva di fronte, si guardava bene di dare un giudizio da critico, magari favorevole o contrario, non importa, ma che fosse un giudizio, che fosse la capacità di schierarsi. Bene, nella critica ufficiale queste cose non le trovate più, ma questo spazio lasciato vuoto dall'istituzione critica viene coperto, come il principio dei vasi comunicanti, da quella forma di scrittura, se volete spontanea, a volte un po' selvaggia, ma che comunque sta rimescolando radicalmente le carte. Perché la critica, come tutti i fenomeni sociali, è sottoposta a una sua evoluzione ed è sottoposta ad obsolescenza. Io ho apprezzato moltissimo gli esempi che ci ha offerto Elisabetta questa mattina, però mi permetto di fare un'osservazione. Ma Soldati, quel film di Leone, poteva fare solo una cosa, stroncarlo, perché altrimenti i suoi lettori non avrebbero capito che cosa intendeva dire. E coloro che avevano apprezzato il film di Leone, coloro che stavano, come dire, producendo il nuovo fenomeno, perché il fenomeno un nuovo autore non è prodotto solo dal produttore che lo produce, dal sistema che fa sì che il film nasca, ma è prodotto, mi sembra che era Salvatore Pinna questa mattina che parlava di patto, che lui parlava a proposito del documentario di patto di veridizione, cioè io pubblico e tu critico, tu autore, ci mettiamo d'accordo per intendere che quello che mi mostri è il vero. Ecco, tra l'autore e il pubblico si crea sempre un patto di questo tipo e stabiliamo che tu, Sergio Leone, sei il nuovo valore estetico e quindi ci mettiamo d'accordo e assieme produciamo un fenomeno rispetto al quale la recensione di Kezic diventa un fenomeno di costume. Se io sfoglio le annate che so di oggi dell'Espresso di epoca o dell'Europeo, dico, guarda, andavano in minigonna le ragazze. Ecco, ci sono dei fenomeni, come dire, di costume e la critica a livello sicuramente più alto, ma fa parte di questa cosa, che veicolano dei valori condivisi da un certo assetto sociale. Quindi i lettori di Tullio Kezic, pur apprezzando tutte le innovazioni sul piano della scrittura, da lui si aspettavano dei giudizi di questo tipo, anche perché Kezic all'inizio degli anni 60, quando esce il film Per un pugno di dollari, è in Italia il massimo esperto di western, quindi è uno che sapeva
ciò di cui parlava, e non poteva non avere nostalgia di considerare il valore il cinema western classico. Quindi, come dire, fa il Tullio Kezic, non può essere che così, perché la nuova critica è lì che preme e nascerà e darà luogo a nuovi fenomeni, e allora i valori del film di Leone, l'ironia, l'autoreferenzialità, tutto quello che la violenza come forma così liberatoria, catartica e così via, ecco, tutti questi valori si sarebbero affermati nel cinema e che avrebbe, come dire, emarginato i valori tradizionali della critica. Stamattina è stato citato un caso, no, estremo, quello di Citizen Kane, Quarto potere di Orson Welles. Si è ricordato quello che un certo settore della critica francese, in particolare André Bazin, aveva messo in evidenza. Ma non dimentichiamo che Jean-Paul Sartre, che il film lo aveva visto in America, su Tempi moderni scrive una stroncatura feroce, e non avrebbe potuto essere che così. Inutile che noi, che capiamo forse qualcosa di più di cinema, anche perché siamo venuti dopo, abbiamo visto, pensato e riflettuto, possiamo rimproverare. Sartre non poteva fare quella cosa lì in base ai parametri e i valori che aveva in mente. Quindi dobbiamo considerare questa cosa, che il lavoro della critica è sempre un lavoro di frontiera, le generazioni si succedono, nuovi valori estetici prendono il posto di quelli che si sono affermati, e questi valori che si sono affermati, consolidati e che hanno trovato espressione nella istituzione critica, ecco che passano all'archivio. E noi che studiamo la storia del cinema, per noi sono dei materiali preziosissimi, ma fanno parte della storia e non fanno parte di quella dimensione di grande incertezza, di grande fluidità, di fuga in avanti, di proiezione su nuovi valori, che è quella terra di nessuno nella quale avvengono i nuovi fenomeni e si affermano i nuovi fenomeni. Quindi c'è una necessità biologica che la critica si evolva, che le generazioni si succedano, e in questo stato in cui viviamo oggi, in cui c'è questa diffusione di forme, potremmo dire, di massa di scrittura, lungi dal doverle censurare come fanno qualcuno, perché il nuovo, i barbari, no? li temono tutti, ma sono il nuovo che determinerà quei cambiamenti dei quali sentiamo bisogno, sentiamo un profondo bisogno, e la sensibilità del critico, che se occupa una posizione istituzionale, cioè è titolare per quei quotidiani in cui esiste ancora, o settimanali, il titolare di critica cinematografica, o ha delle responsabilità in ambito universitario, ecco, il critico, se ha una autentica sensibilità a questi valori, deve avere la capacità di ascoltare, va bene, anche di chiedere perdono, come diceva Gianniolla prima, ma dire anche qual è l'obbligo di un medico. Beh, io se il professor Isaac Porg del film di Bergman avesse detto il suo dovere è ascoltare in tutti i sensi del termine, ascoltare i sintomi eccetera, mi sarebbe andato altrettanto bene come risposta. E adesso, per chiudere, cito ancora quella voce dell'Enciclopedia Treccani sull'università e la critica cinematografica. Verso la fine della voce, che è stata redatta da Daniele Dottorini, un ottimo studioso dell'Università di Calabria, dice, dopo aver citato la generazione di quelli che noi qualche decennio fa chiamavamo i grandi vecchi, no? Aristarco,
Calendoli e altri professori di questo tipo, Dottorini dice adesso si è affacciata una nuova generazione di docenti e rigorosamente in ordine alfabetico ne cita una dozzina, tra i quali cita anche me, e dice che questi adesso stanno lavorando nell'università per introdurre anche la dimensione di tipo pratico, operativo e cose del genere. Posso testimoniare che è una pietosa bugia, una delle più grosse, come dire, resistenze che l'accademia, che pure ha avuto momenti illuminati di introdurre l'insegnamento del cinema nelle università, poi una volta fatto questo si è fermata là, perché adesso lo possiamo dire, tutta cosa archiviata nella storia, il loro obiettivo era quello, come dei novelli Dracula, di portare sangue nuovo e vergine, cioè tasse nuove pagate dagli studenti che si iscrivessero a delle materie più allettanti apparentemente del greco e del latino. Quindi era questo insomma il vero motivo. Ma una volta fatto questo si sono guardati bene dal risolvere quei problemi strutturali. Tra l'altro questo che è un problema che oggi non riguarda solo discipline cinematografiche ma tutti, il rapporto, qui parliamo della vecchia Europa perché in America le cose sono andate sempre diverse, tra l'insegnamento tradizionale di base filosofico, metodologico e teorico, che è, come dire, la materia prima dell'insegnamento universitario, e invece quello operativo, pratico e così via. Da noi questo problema non è stato mai risolto, e i tentativi che sono stati fatti non hanno certo portato a una soluzione del problema, però indicano una via, una direzione giusta. Quindi quando Dottorini mi indica tra quelli che hanno dato un contributo, un po' di verità c'è, perché non certo perché io sia stato capace di portare del denaro utile per impiantare dei laboratori con le cineprese, con i tecnici, no, questo non lo ha avuto nessuna università italiana, né Bologna né altre, però ad esempio in quel frangente di tempo, tra la fine dei 90 e i primi anni del nuovo millennio, io ho sviluppato una serie di ricerche di tesi di laurea che da una parte tendevano a valorizzare gli elementi delle culture regionaliste, perché una delle grandi, come dire, ricchezze non ancora scoperte e valorizzate della cultura cinematografica italiana era la ricchezza delle province, la potenzialità cinematografica delle province, cosa che adesso con l'istituzione in tutte le principali regioni italiane, tra cui anche la vostra, delle Film Commission, hanno cominciato a dare dei risultati, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e ad altre, lo stesso Lazio, che a dire il vero non è che ne avesse bisogno perché il cinema ce l'aveva in casa, ma voglio dire, quindi valorizzazione delle culture regionali. Seconda cosa, quella di mandare gli studenti nei 6 mesi o di più in cui durava la redazione della tesi di laurea, di mandarli a contatto con il mondo della produzione. Ecco, allora in questa direzione, al di là della problematica alla quale ho fatto riferimento, ma così che può sembrare un po' astratta, un po' teorica, della critica cinematografica militante e della critica accademica, al di là di queste questioni, dentro questo confronto tra le due dimensioni c'è anche questa del elaborare mezzi e forme, anche sotto forma di particolari tipi di tesi di laurea, che valorizzino il contatto dello studente, del laureando, da una parte con la realtà regionale, della regione da cui proviene, da una parte, e dall'altra con il mondo della produzione, quindi applicando la legge Treus sul praticantato, quello di mandare 6 mesi uno studente a seguire una produzione cinematografica, che sembra facile a dirsi, ma poi risultava una delle cose più... Nel momento in cui abbiamo potuto mandare lo studente con un documento
che attestava che l'università copriva per 6 mesi le spese di assicurazione e quindi loro potevano tenersi questo ragazzo, questa ragazza lì sul set senza correre rischi legali di nessun tipo. Questo ha dato un certo incentivo. E allora io mi trovo con grande piacere oggi di vedere qui il regista Fernando, tra l'altro il suo ultimo film io l'ho amato alla follia e poi magari ne parliamo. E quindi un mio antico laureato che è arrivato da qualche parte, e la settimana scorsa ero a Pergine Valsugana, dove tra le persone che sono venute ad assistere alla presentazione del mio nuovo libro, una ragazza che è stata l'ultima di una serie di 10 che si è laureata facendo lo stage in una produzione cinematografica, e mi ha detto: professore, questa esperienza mi ha cambiato la vita. Se io sono qui a dirigere la Film Commission del Trentino Alto Adige, lo devo a questa esperienza. Io ho fatto poco, ma lei e la società di produzione che l'ha accolta hanno fatto tutto il resto. Grazie. Adesso io vorrei provare ad entrare nel tema, nel rapporto fra regista e critico. Mi viene subito da chiedere a Salvatore una domanda quasi infantile. Come ci rimani quando ti è capitato di leggere delle critiche magari non troppo favorevoli dei tuoi film? Come la mamma di Bellissima. Come ci devo rimanere? Ricordate la scena bellissima, ricordate Blasetti che guarda il provino di nascosto con i suoi collaboratori e ridacchia, così si rimane. Quindi inutile nasconderlo. Chi lo fa arrampicandosi sugli specchi mente a se stesso e agli altri. Però io tenevo oggi intanto a ringraziarti per questa bella cosa, e poi sono emozionato e felice perché ritrovo davvero una delle persone, come dire, che mi ha fatto piacere il cinema, mi ha insegnato a guardarlo. Il professor Antonio Costa è stato mio insegnante al Dance Bologna anni fa, e a lui devo proprio davvero il piacere della conoscenza di questo mezzo, perché il nostro rapporto è cominciato con un corso monografico su Hitchcock. Allora è vero, non c'era tutto quello che c'era oggi, arrivavamo con delle videocassette con i drop, però Costa davvero non aveva la possibilità nei mezzi di metterci nella condizione di girare, ma come dire, la passione e il piacere che ci dava nel vedere i film e nello svelarceli ci ha dato forse molto di più di quanto poi non si possa avere da un set, dove a volte però finisci anche per portare i caffè. E ricordo quella come un'esperienza esaltante. L'aula non era bella come questa, era ancora via Guerrazzi, il DAMS, c'era una specie di... era sempre affollata, le sue lezioni erano molto partecipate, venivano seguite col silenzio che c'era oggi, e poi c'era la possibilità di vedere dei film che noi non conoscevamo e che lui ci faceva vedere con altri occhi, e quindi a lui devo, diciamo, una parte importante di questa passione, che evidentemente c'era già, perché già la scelta la pretendeva, e lui è anche stato l'unico insegnante, l'unico docente nella mia carriera universitaria che mi ha sbattuto fuori, perché portando per la seconda volta, perché pretendeva per laurearsi la biennalizzazione dell'esame, la parte generale su Rondolino, mi pare, non caddi su una domanda sul free cinema inglese, però aveva ragione lui, non potevo non conoscere il free cinema. E questo però poi non ha impedito di continuare, come dire, stima e passione reciproca fino alla tesi, insomma. Quindi oggi sono davvero contento. Ci siamo ritrovati a Padova tempo fa, mi pare, in occasione della presentazione di un altro film, e quindi mi fa piacere così ritrovarmi qua. Sì. Non ti avevo mai sentito così.
torniamo comunque al concetto di circolarità. Mi sorprende, mi colpisce il fatto che un regista ormai affermato abbia avuto l'entusiasmo di fare cinema da un teorico del cinema, quindi come dire, le parole, le immagini, la teoria, il fare sono legate assieme. Ci premo a sottolineare, professore, che a Cagliari in effetti Antioco è riuscito a creare dei laboratori, il CELCAM, dei laboratori che hanno avuto anche molto successo, sono stati guidati anche da Salvatore Mereu, hanno portato a delle realizzazioni. Si sa, voi siete speciali, insomma. Siamo avanti. E le volevo fare una domanda, a questo punto ne approfittiamo e cerchiamo di avere una critica verbale in diretta. Lei prima ha fatto accenno al fatto che le è piaciuto moltissimo l'ultimo film di Salvatore, credo che molti, se non tutti, in questa sala l'abbiano visto. Perché? Ecco, diciamo, perché mi piace? Perché le è piaciuto così tanto? Questa è una domanda difficile. No, mi verrebbe da dire, mi è piaciuto e mi fido dei miei gusti. Non vale, naturalmente. Poi magari cerco di spiegarlo, però prima volevo fare una piccola considerazione su questa questione del giudizio di valore su un determinato film, e da questo punto di vista le ricerche come quelle fatte da Elisabetta sono molto importanti. Allora noi ci troviamo di fronte a degli scrittori importanti, è stato citato Soldati, Moravia, non è stato citato ad esempio Pasolini, e se voi andate a vedervi le recensioni che Pasolini ha scritto per un settimanale che si chiamava Reporter, fa venire i brividi. Primo, eravamo tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 e Pasolini, che evidentemente non nuotava nell'oro, doveva fare di tutto per sbarcare il lunario e anche scrivere recensioni per questo che sembra fosse proprio un giornalaccio, ma insomma pagava. E Pasolini deve recensire Il letto racconta con Rock Hudson e Doris Day. E poverino, cosa poteva scrivere? Ecco, doveva fare di queste cose e poi doveva recensire anche Truffaut. E il suo giudizio su Truffaut, per quanto contenga due frasette illuminanti, ma insomma è una stroncatura, del resto paragonabile a tutte quelle che faceva la critica italiana di sinistra in quel momento. Allora sarebbe un po' ingenuo dire hai stroncato Truffaut. Sì, del resto vorrei ricordarlo a Gianni Olla, del resto Truffaut aveva in gioventù, lui ha cominciato giovanissimo, aveva stroncato John Ford dicendo che era una sorta di Saint-Exupéry che non avrebbe neanche superato la licenza di quinta elementare. Cioè, e questo l'ha scritto Truffaut, cioè di un rappresentante di quella nuova generazione di critici che sulla valorizzazione del cinema americano ha fatto uno dei suoi punti di forza. Quindi ci sono delle varie, diciamo così, contingenze. Allora, perché ho amato questo film? E ad esempio, adesso tra l'altro non conosco neanche l'autore del film Cloro, che ho citato prima, Lamberto Sanfelice. Non ho amato proprio il suo film, ma soprattutto quello che mi ha disturbato è il modo con il quale è stato trattato dalla critica, e questo è un problema che riguarda tutti, sia i film che amo come quello di Salvatore che quelli che non amo come ad esempio queste cose. Ecco, allora il problema qual è? Tu ami un film o non lo ami per una serie di ragioni molto varie e complesse, se lo vedi La sera giusta, insomma ci sono varie ragioni per quello un buon critico rivede magari il film più volte.
Ecco, una cosa che ho molto apprezzato nel film di Mereu, non conoscevo la fonte letteraria, ma penso che fosse anche poco nota. Qui è molto nota, così. Naturalmente cercherò di procurarmela. Ecco, quello che ho molto, molto amato in questo film è la capacità, cioè, di elaborare un linguaggio che sta addosso ai personaggi, che prima ancora di chiedersi se è bene o male quello che accade, quello che fa, le cose che dicono o così via, si pone l'obbligo di, come dire, cogliere l'evento, il gesto, la parola nel suo farsi e a dare a questo principio la forma coerente di un intero film. Allora, da questo punto di vista, la performance con la cinepresa di Salvatore Mereu vale almeno quanto quella di Birdman, che è stato citato prima. Certo, i mezzi sono incomparabili, tutto quello che volete, ma per darvi un'idea, cioè la volontà di arrivare a una forma che proprio in base a questo principio è la forma giusta per quella situazione. Che poi che cosa voglia dire questa situazione? Il film pone tutta una serie di spunti, ha delle punte, come dire, piuttosto taglienti, incisive e così via, ma il problema non è di preconfezionare una determinata realtà, rispondere a un criterio estetico più o meno medio e accettabile, ma è la capacità di andare oltre, un po' come quei giovinastri che parlavano bene del film di Leone quando invece la critica ufficiale lo stroncava. Ecco, credo che in questo il lavoro del pubblico, no, perché io ho parlato di lavoro del pubblico, e il lavoro del regista si assomigliano. Il momento in cui si incontrano, anche in questa dimensione, come dire, in cui i valori non sono determinati, in cui quello che conta è quello di mettersi in situazione, mettersi nel campo, sul campo e procedere con un rigore così assoluto, senza concessioni di sorta. Naturalmente il film che ne esce non è un film facile. Ecco, e allora, e concludo, scusa, io sono di quelli che si slargano troppo, non come Spadolini che parlava minimo 3/4 d'ora, io qualche minuto di meno. Per questo dicevo, detesto le 3 stelle che gran parte della critica dà ai film italiani. Quando dà 3 stelle a un film americano hollywoodiano vuol dire vai tranquillo, uscirai dal cinema soddisfatto, hai un prodotto ben confezionato, così via. Quando dà 3 stelle a un film italiano vuol dire non ho il coraggio di dargliene 1 o 0 perché è un film italiano e quindi capiamo le cose. Non ho il coraggio di dargliene 5 perché non ho il coraggio, va bene, di affrontare il nuovo e mettermi dentro nella mischia, e quindi scelgo l'ordinaria amministrazione. Quindi vi do questo consiglio: diffidate dei film italiani che dal Corriere della Sera beccano 3 stelle, perché è un lavoro di ordinaria amministrazione. Con questo non facciamo il bene del cinema italiano, perché il bene del cinema italiano lo facciamo quando ci schieriamo con un autore, su una determinata linea, e come hanno fatto, allora erano giovanissimi, adesso li chiamiamo padri fondatori, i Lizzani, De Santis, eccetera, alle origini del neorealismo, come hanno fatto Truffaut, Romer, Chabrol, Rivette, eccetera, negli anni 50. Il cinema cresce quando c'è una generazione
critici spettatori, ecco, io vorrei questo, bisogna insistere sulla qualità di spettatore del critico. Il critico fa bene il suo mestiere quando sa mettersi nei panni dello spettatore e sa interpretare i suoi amori, i suoi odi e le sue passioni. Ecco, in questo momento ecco, il cinema italiano avrebbe bisogno di questo, a mio giudizio, di una critica che sappia di nuovo provare passione. Passione come quella che il film Bellas y Mariposas, che io amo molto e lo confermo. Ci provo, faccio una domanda a lei, poi a Salvatore. Quali sono secondo lei i punti ancora deboli, diciamo, della cinematografia di Salvatore? Vabbè, così un po' stuzzichiamo anche Salvatore. In generale o in questo film? No, ma cerco un po' di evitare la domanda dicendo che il problema è un altro. Il punto debole è nel sistema cinema italiano. Adesso Salvatore Mereu potrebbe ovviare a questa cosa se riuscisse a mettere, se ci fosse un movimento che è un movimento di tipo essenzialmente culturale, cioè che è al di fuori della pratica stessa del cinema, capace di fare delle scelte, perché un film come il suo, ecco, diciamocelo, è un film, come dire, fragile, e non fraintendermi sul termine, cioè nel senso che sono fragili quei capolavori di artigianato che troviamo nei negozi da Richard Gimori e così via. Cioè siamo in un campo in cui bisogna muoversi con grande prudenza, perché rischi di rompere tutto, di far cadere le cose. Ecco, è un film fragile in questo senso, un film che ha bisogno di essere circondato da amore e da passione, perché solo così può crescere. Ecco, di tutto ha bisogno fuori che delle 3 stellette. Ecco, non so se mi sono spiegato, perché allora questa non è una fragilità del suo cinema, poi possiamo entrare in alcuni come dire, dettagli in questo però ecco, sono un po' reticente a dire questa cosa, in questo concedere così poco al pubblico, in questo uso forte dell'ellissi che ha un significato estetico dentro il sistema del suo film, ma che non sempre riesce a intercettare quel pubblico che, ahimè, è educato a vedere altre cose. Quindi come dire, ci sono degli estremismi estetici che sono giustificati, che vanno perseguiti, e ce ne sono altri ai quali forse avendo in mente una strategia precisa si può anche rinunciare per puntare a... Ecco, se c'è un'osservazione che si può fare è un po', ma più, ecco, non la vorrei fare a Mereu in quanto autore, ma al sistema produttivo italiano, che troppe volte lascia l'autore da solo, non fa quell'opera di mediazione che hanno fatto i grandi produttori del cinema italiano, i quali sì, producevano anche delle enormi schifezze, ma nello stesso tempo producevano Fellini, Visconti e questa cosa qui. La grande vitalità del cinema italiano ha coinciso anche dal punto di vista artistico con delle stagioni in cui l'istituzione cinematografica funzionava, e funzionava anche su questi aspetti. La mediazione tra l'autore e il pubblico attraverso la figura del produttore,
che praticamente non esiste più, comunque non esiste più nelle forme canoniche tradizionali, era un momento importante. Io purtroppo ho fatto parte per un biennio, un po' meno di un biennio, della commissione ministeriale che attribuiva i fondi, l'ex articolo 28, che poi è diventato articolo 8 o così via. Lo dico perché non pensiate male, sono stato nominato in quanto esperto ed ero l'unico di tutta la commissione che era lì come esperto. Tutti gli altri rappresentavano qualcuno, chi le maestranze di Cinecittà, chi i produttori, chi i fotografi, insomma tutti i nomi. No, questo non si diceva. Va bene, e una cosa che mi ha stupito è questo: una volta che la commissione aveva dato il suo parere favorevole, il film andava subito in produzione sulla base della sceneggiatura che veniva presentata. Normalmente nel cinema americano, quando un progetto viene come dire, passato, si lavora anche un anno per l'ottimizzazione della sceneggiatura ed è un momento delicatissimo, non importa che tipo di film sia, può essere la commedia più corriva o film anche più, ma si lavora a lungo in questa dimensione. Per un motivo economico fondamentale, i film in America costano molto più di quanto non costino qua, anche perché sono destinati a girare tutto il mondo, e quindi questo lavoro, sia pur dentro un sistema industriale, porta a dei risultati per quanto concerne il prodotto, no? E quindi noi poi possiamo avere, e qui la critica serve per questo, dei prodotti più o meno innovativi, però insomma questo è un po' il piano. Ecco, per spiegare questo concetto, adesso poi litigheremo con quello che ho detto, io ai miei studenti cito una frase di Valéry sulla quale vale la pena di meditare: l'arte vive di regole e muore di libertà. Che sta a dire questo, no? Che può sembrare una frase reazionaria o cose del genere, ma sta a dire una cosa: l'arte è qualcosa che vive in un contesto sociale che ha delle sue regole di comunicazione o così via. Il seguirle, poi dipende da come le segui e di qual è il tuo talento, può darti determinate garanzie. Se tu pensi di poter esercitare questo mestiere difficilissimo senza regole, rischi di morire tu assieme alla tua arte. Questo in sostanza voleva dire Valéry. Quando dico questa frase ai miei studenti c'è una levata di scudi, tutti alzano la mano, ma no, non è vero, eccetera. Ma io dico, pensateci, poi ci risentiamo fra un po'. Anche perché poi dico, per fare delle cose belle violando le regole bisogna conoscerle prima. Certo. Ma Salvatore, cosa dici? Io vorrei di quello che è. Ma io ho capito, mi dica se sbaglio professore, nel suo discorso ho capito che secondo lei tutti i film, e quindi compreso anche quello di Salvatore, dovrebbero cercare nel realizzarsi di creare un contatto più vicino col pubblico, cioè pensare di più al pubblico e quindi migliorarlo al fine di incontrare un pubblico più vasto. E questo un po'. Cioè, in parte questo, ma la parte importante del mio discorso è che quando un film ha quelle caratteristiche, occorre, come dire, seguirlo, coltivarlo, creare le condizioni della ricezione ottimale, perché io posso intervenire anche a questo livello, magari senza cambiare una sola inquadratura del film, ma avere coscienza che ho un prodotto che non assomiglia al prodotto corrente, e per vedere quello bisogna vederlo in determinate condizioni. Faccio un esempio estremo per spiegarmi. Da un po' di tempo c'è un'ottima iniziativa distributiva in Italia che nelle principali città si mette in una sala normale
nella programmazione normale un classico del cinema restaurato. Per esempio lunedì 16 di questo mese è stato presentato Metropolis. E benissimo, un'iniziativa importantissima, però in un vuoto totale, cioè nel senso che nella mia città, a Padova, che è una città universitaria, sede di parecchie cattedre cinematografiche, non è stata organizzata una sola presentazione, non è uscito un solo articolo nei quotidiani. In pratica è stato detto: vi presentiamo un grande classico della storia del cinema in una versione restaurata che oltretutto lo capovolge. Ecco, ci sono degli eventi cinematografici che potrebbero avere un impatto completamente diverso. Può essere un classico, ma può essere un film presentato a Venezia come il suo, che ha bisogno della creazione di un adeguato contesto. E non tiriamo fuori la cosa, dice bisognerebbe agire nelle scuole. Sì, eccetera. Ma il cinema è un fenomeno non da aule chiuse, scuole e così via, è un fenomeno che si svolge pubblicamente nella più bella sala e più frequentata della città. Allora se io presento lì un film come un classico della storia del cinema, devo creare un evento pari a quello che a Milano creano quando fanno l'8 dicembre la prima della Scala. E guardate che le grandezze sono dello stesso tipo. Metropolis vale sicuramente una grande opera lirica, così come il film di un giovane autore italiano vale i classici della Nouvelle Vague o del neorealismo, che però a loro tempo hanno potuto fruire di quel movimento perché i cattivi ragazzi, i monellacci della Nouvelle Vague lavoravano in tutti i cinemini del quartiere latino e presentavano i loro film, presentavano i film di Lang o di Hitchcock, dei quali la critica ufficiale parlava male e malissimo. Cioè, voglio dire, si è creato un movimento, ecco, secondo me questo, e poi non parlo più, ma permettetemi di dire che quello che io ho sentito e il clima che ho trovato qui stamattina mi sembra che fa ben sperare in questa direzione. Infatti mi dà l'occasione di citare nuovamente il Cinema Greenwich e l'associazione Studi Marte, che organizza a Cagliari proprio gli eventi dedicati alle pellicole dei classici che vengono, e sono, devo dire, bravi a promuovere, perché per noi andiamo avanti, diciamo. Mereu non ricordo, perché adesso sono passati un po' di anni, insomma, da quando è uscito. Diciamo che fortunatamente almeno a Cagliari non ha bisogno di Greenwich. Mereu è andato anche di multiplex e questo gli ha fatto un po' tornare i conti, cosa che poi invece necessariamente doveva accadere nelle altre città. Però mi aggancio a quanto ha detto Costa, perché lui dice una cosa importante, non l'ha detta in modo evidente, ma bisogna che in qualche modo arrivi anche a questa platea. È vero che come dire, la critica in qualche modo ha perso una parte di quella che era la sua funzione, la sua forza propulsiva. Lui cita una stagione straordinaria, che è quella della Nouvelle Vague, la stagione che prepara la Nouvelle Vague, che è quella della Politique des auteurs. Parla di gente che già faceva cinema scrivendo dei film degli altri, quindi cita dei critici che poi sono tutti approdati alla regia. Parla della rivista Cinema, parla di De Santis, di Visconti, che poi approdano progressivamente alla regia. Cioè parla di una stagione forse quasi irripetibile, forse qualcosa di simile si ripete negli anni 60 negli Stati Uniti, quando una parte dei registi studiano i classici europei e alcuni vengono dalla critica, come Bogdanovich, come De Palma, e poi diventano a loro volta registi. Poi mi pare che tutto questo non accade più e se noi andiamo a leggere quello che scrivevano capiamo come in realtà come dire, la passione che viene profusa nei confronti dell'oggetto analizzato è tale che viene persino il dubbio ai loro maestri. Cito per tutti Bazin, che leggendo le recensioni di Chabrol e Romer su Hitchcock si chiede ma quanto è davvero dovuto al film e quanto non venga dalla loro capacità immaginifica.
Vi vorrei leggere a questo proposito un passo per capire che cos'era la critica cinematografica e anche per ricordarci cos'era anche una lezione di Costa. A proposito di Rear Window di Hitchcock scrivono: se c'è un film di Hitchcock per il quale il termine metafisica può essere citato senza timore, ebbene questo è proprio Rear Window. Eppure non si tratta solo di un'opera riflessiva, critica nel senso kantiano dell'espressione. Questa teoria dello spettacolo implica una teoria dello spazio. Questa teoria dello spazio implica un'idea morale che da essa derivi necessariamente apoditicamente, come si dice in filosofia. Con un tratto magistrale Hitchcock ha disegnato qui la struttura chiave di tutta la sua opera e forse non ce n'è uno solo dei suoi diagrammi che non siano dei corollari dei casi particolari di questa figura madre. Se voi continuate con questa recensione vedrete che c'è un trattato di filosofia, perché si cita Leibniz, si cita Sant'Agostino, si cita Platone e Spinoza, ma soprattutto la cosa che si evince è la grande capacità che viene messa in gioco nel confutare l'oggetto. È una cosa che chiaramente poi negli anni mi pare sia venuta meno, perché sono come dire, arretrati gli spazi fino quasi a scomparire. È vero quello che dice Costa, che la tendenza dei nuovi quotidiani è quella di non confermare le vecchie firme perché appunto si può prendere dal web, anche se in alcune realtà geografiche, questo mi è capitato con la mia esperienza di ETA, lei citava prima il New York Times, le posso dire che la recensione del New York Times è ancora molto importante anche per la distribuzione. Quando per la prima volta siamo stati negli Stati Uniti a presentare Palla a tre passi, il mio primo film, Film Italia organizza la proiezione all'interno del New York Film Festival in quella appendice invernale che si chiama New Directors, New Films. E quindi era importantissimo per trovare la distribuzione avere una recensione positiva del New York Times. Viene invitato quella che era credo la seconda firma, perché la prima era Manola la donna, insomma, viene Stephen Holden, il quale fa una recensione tutta 3 stellette, come direbbe lei, tutto sommato positiva del film, ma non così più positiva, cioè mancava quel colpo di reni che avrebbe indotto il distributore americano, in questo caso era la Sony Classic, che era venuta a vedere il film, a distribuirlo. Noi eravamo disposti anche a darglielo gratis per aprire questo tipo di canale. Questo per dire come in realtà per piccoli film come quelli che io ho fatto ancora la figura del critico è fondamentale per accorciare la distanza col pubblico. È evidente che è assolutamente influente con il film che viene da un fumetto Marvel. Può scrivere tutto quello che vuole del film, il critico si può adoperare in tutti i modi a stroncarlo, ma il film avrà sempre comunque un successo planetario, perché sono altri i punti di forza che vengono messi in gioco. Per cui io spero invece che come dire, torni una stagione, non dico quasi militante, ma così partecipata come quella che ha generato un fenomeno come la Nouvelle Vague. Non so se questo possa accadere perché oggi si sono paradossalmente moltiplicate le voci fino quasi ad annullarsi, perché come diceva Zalone in occasione dell'uscita del suo film, sì, possono scrivere quello che vogliono nel mio film, ma poi alla fine quello che conta è quello che scrive il mio gommista. Nouvelle Vague, ricordo che forse lo stesso Antioco o altri teorici qua sardi hanno indicato in questo sorgere o risorgere del cinema sardo, identificandolo proprio con la Nouvelle Vague, quindi ci sono buone speranze, insomma, anche la Sara di oggi fa questo è merito tuo, non della Nouvelle Vague. Questo binomio Nouvelle Vague è stato poi anche molto abusato e in genere viene speso ogni volta che ci si trova davanti a un fenomeno nuovo di cui ancora non si possono misurare le proporzioni. Certo, comunque in 10 anni qui si è cominciato a fare dei film, prima non si facevano, i film più importanti li avevano fatti altri che erano venuti da fuori. Oggi c'è un gruppo di registi che ha fatto dei film che sono andati molto in là dei confini dell'isola, non avendo neanche il problema e il limite che in alcuni casi verrebbe dalla lingua, perché fuori dalla Sardegna, fuori dall'Italia, l'italiano e il sardo valgono alla stessa maniera, e quindi ora usare la parola Nouvelle Vague è eccessivo, probabilmente ringrazio chi come dire, l'ha spesa e speriamo di meritarcela negli anni a venire, però certamente qualcosa è successo, ecco.
prima di chiedere in finale al professore di spendere alcune parole sul suo nuovo libro, anche perché per coincidenza tu hai letto un passo che si riferisce al film di Hitchcock e all'oggetto finestra. E quindi volevo che il professore, insomma, ci raccontasse un po' di questo rapporto verso Mikabe fra gli oggetti e il film che è il tema del suo libro. Prima però volevo fare un'ultima domanda a Salvatore ed era questa: Salvatore, so che mi odierai dopo, però te la voglio fare questa domanda. Stai preparando un nuovo film, non c'è dubbio. Immagino che in questo tuo percorso cinematografico sia analogo, insomma, ai percorsi di vita che ciascuno di noi, cioè ci si cerca di migliorare, di andare avanti. Tu cosa pensi di doverti migliorare? A cosa stai puntando per migliorarti con questo nuovo film? Voi capite che ogni volta che parlo con Enrico Caneta mi trovo come quelli là che al circo devono stare fermi ogni volta che gli arrivano i coltelli, cioè di schivarli, ma lei me li continua a lanciare, e io con una flemma una flemma che evidentemente mi viene dalle mie origini, sto qua che li prendo, no, ma guai come dire, a smarrire l'idea di potersi migliorare, perché è finita, insomma. Cioè, io credo che, come diceva Truffaut, ogni volta che si porta a casa il film se ne è perso più del 50% per strada, e c'è a questo proposito guardate un film bellissimo che dà la misura di come una cosa virtuale, che è una sceneggiatura di volta in volta nelle mani delle persone che la intercettano, perde progressivamente di senso fino quasi qualche volta a smarrirsi. C'è una sequenza in effetto note che ci dice che cos'è la lavorazione di un film e quindi che cos'è una prospettiva cinematografica per uno che tenta di fare dei film. È come appunto il regista che vuole a tutti i costi la macchina blu e poi si accontenta di quella che gli arriva. C'era quando ero piccolo una vecchia sigla, la si vedeva al sabato, quelli delle nuove generazioni non la conoscono, ma era Oggi le comiche. C'era una lunghissima strada, all'inizio dell'inquadratura c'era una macchina che aveva tutti gli elementi, poi man mano che progredisci inizia a perdere le portiere, le ruote, tutto quanto, finché non rimane soltanto il telaio. Questo è quello che succede a un film e questo è quello che normalmente succede a un autore rispetto a quelle che sono le sue intenzioni iniziali. Noi cerchiamo di portare, speriamo fra qualche anno di riuscire a portare la macchina integra, chi lo sa. Allora, professore, non le riformulo la domanda. Allora, Da far vedere la copertina? No. ce l'hai? No, non sei. Chiedevo se qualcuno Però aveva del libro da far avrei vedere. una penna dove smanettare. No, lui è stato. Ci aiuteresti a... Sì. Sì, sta arrivando. Benissimo. Beh, non volevo fare uno spot sul mio libro, già l'ho fatto ieri sera. Comunque in breve ho scritto un libro che si chiama La mela di Cézanne e l'accendino di Hitchcock. Lei ha detto la finestra, ma è perdonabile, anzi a pensarci. Allora, questo libro ha come sottotitolo Il senso delle cose nei film e si occupa di un problema che è il ruolo che gli oggetti hanno nel cinema, in un racconto che io mi occupo principalmente del cinema narrativo. Sembra un argomento semplice e banale, ma è di una grande complessità, come ho avuto modo di accorgermi nel periodo che ho dedicato a questo.
come ho avuto modo di accorgermi, la complessità dell'argomento è importante anche perché è un argomento sul quale esiste pochissima bibliografia. Tutti i libri di cinema sono dedicati ai registi, agli autori, agli attori, ai generi, al contesto sociopolitico e così via, ma su questa questione c'è ben poco materiale, e soprattutto perché si tende a considerarli un elemento di sfondo, ovviamente. E invece, cercando di studiare in maniera sistematica il problema, cercando di identificare 4 livelli di pertinenza, la funzione strumentale dell'oggetto. Riconosco un oggetto perché so che cosa serve un cavabottiglie, un cavatappi nella vita quotidiana, e quindi oltre al livello strumentale c'è un livello narrativo. Ci sono dei film in cui gli oggetti entrano nel gioco narrativo in maniera importante. Hitchcock è stato uno dei registi che ha lavorato meglio, da Delitto per delitto, che è quello che ispira il titolo, L'accendino. Voi ricordate il tennista che trova in treno un altro balordo, parlano assieme, si accendono una sigaretta e poi fanno questo patto perverso: tu mi liberi di mia moglie e io che non vuol darmi il divorzio, e tu mi liberi di mio padre che non si decide a morire e lasciarmi l'eredità. Quindi un patto perverso, e poi tutto si gioca attorno all'accendino che il tennista ha dimenticato, dove ci sono ben 2 racchette da tennis incise e ci sono le sue iniziali. Se lo trovano lì nel luogo del delitto, ecco. E così. Quindi una funzione narrativa. Poi c'è una funzione plastica, cioè gli oggetti, le forme degli oggetti condizionano la nostra percezione anche della storia. Uno dei capitoli forse più divertenti del mio libro è la quantità di oggetti di disegno industriale italiano che sono stati ammassati, e non tanto nel cinema d'autore, ma nel cinema di genere degli anni 70. C'è un film di quelli che ho analizzato, Non si servizia un paperino, di Fulci, dove abbiamo un parco di oggetti di disegno industriale, niente male. E quindi anche questo ha la sua influenza, la funzione plastica, e poi la funzione simbolica, che non va intesa nel senso stretto del termine simbolo, ma quello che Greimas chiama il semisimbolico, vale a dire il simbolismo che è legato alla forma e alla struttura dell'oggetto. Ieri avevo mostrato alla Cineteca questo incredibile oggetto che è lo spremiagrumi di Philippe Starck. Lo volete vedere? Lo conoscete già tutti a memoria? Tecnico è scappato. Vabbè, insomma, voglio dire, tutti sappiamo cos'è uno spremiagrumi. I nostri spremiagrumi normali sono piccolini, bassi e cicciotti. Quello di Starck sembra un missile sul punto di essere lanciato nello spazio, a uno sviluppo verticale. Ecco, se questo oggetto compare in Nel frattempo dico che questo tema dell'oggetto mi fa ricordare un po' il product placement, no? Visto che c'è anche Andrea Di Blasio che è un produttore, cioè con la possibilità per i privati, per gli imprenditori, per le società di promuovere un film attraverso l'apparizione apparentemente casuale di un loro progetto, di un loro oggetto che può essere una bottiglia di vino o qualsiasi altra cosa sotto forma, insomma, di pubblicità subliminale. Questo lo dico perché, insomma, tutti i registi sono sempre a caccia di denaro, non solo dagli enti pubblici, insomma, ma è giusto che anche i privati vengano coinvolti. Questo può essere un modo per farlo, giusto? Non so se nei tuoi film, non ricordo se ne hai usato. No, parlavo del product placement, mi è venuto in mente il collegamento fra gli oggetti, il product placement come forma
visto che so che lei ci Sì, ecco, c'è un caso che cito, il film che avrete visto, un romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, dove ci sono due sequenze importanti che si svolgono dentro la casa del commissario Calabresi, dove si vede lui con sua moglie che stanno allestendo il loro appartamento. Lui sta appendendo una stampa di Vasarely, in mezzo alla stanza c'è quel famoso radiogrammofono della Brion Vega, quello bianco con i buchi, insomma un oggetto di design molto, molto famoso, e la sua moglie sta parlando su uno di quei telefoni che erano di moda allora, con i numeri sotto, della Ericsson. Ecco, bene, cioè trovo la concentrazione di oggetti di design in una stessa scena. Uno pensa subito, questo è un banale caso di product placement, che sono quelle regole che adesso regolano la pubblicità, che una volta si chiamava pubblicità occulta, ed era quella che faceva arrabbiare Nanni Moretti, che se la prendeva con Nino Manfredi e dice: ma c'era proprio bisogno che mi sbattessi in faccia il pacchetto di Marlboro per fare la pubblicità. Adesso questo è regolato, non so se l'hai usato anche tu per il tuo film. No, ecco. Comunque, adesso, per esempio, spettatori per accedere a tutto questo. a Vallone invece lo usa largamente, perché ha ambientato un film nella mia città, Padova, dove Padova non c'entra assolutamente per niente, e capisci che ogni inquadratura di Padova è stata pagata dall'assessorato al turismo. Allora, ma invece nel caso, adesso no, nel caso di Giordana non si può neanche parlare di product placement, perché sono prodotti che sì, sono ancora prodotti, ma sono di modernariato, non sono prodotti da pubblicizzare in questo modo. E invece è una scelta di regia, discutibile o meno, siccome il film in parte rivaluta la figura di Calabresi, lui sparge questi segnali, come quando mostra alla libreria Feltrinelli che si scambiano i regali con Pinelli, uno è una edizione delle Inaudi, la PDE, con l'antologia di Scumbriver, queste cose qua. Cioè vuol mostrare che la tesi sostenuta all'epoca da lotta continua del poliziotto rozzo, volgare e incolto, in realtà non corrisponde alla verità. Era un personaggio, poi avrà avuto tutti i suoi torti, tutte le sue colpe o le sue ragioni, non entro qui nel merito della questione, ma nel film la scelta degli oggetti è un risultato di una scelta di regia per veicolare una precisa informazione che evidentemente all'autore e al regista stava a cuore. Quindi gli oggetti entrano in una maniera molto, molto complessa nel cinema. Nel mio libro ho cercato di parlare degli oggetti più comuni, infatti i protagonisti direi più citati e più analizzati sono la tazzina da caffè e la moka, insomma, cioè oggetti che tutti più o meno usiamo in cucina, non hanno una grande valenza spettacolare. Vi mostro ecco, questo è un film che sicuramente conoscete, Coffee and Cigarettes di Jim Jarmusch. Sapete, c'è un episodio interpretato da Benigni, no? È molto famoso, ed è un film che è fatto tutto di inquadrature di questo tipo, un tavolino da bar con le tazzine di caffè inquadrate dall'altro. Ecco, qui abbiamo l'esempio, riconosciamo questi oggetti perché li vediamo nella vita. Però uno degli episodi più interessanti è questo che si chiama Jack shows Meg his Tesla coil. Cos'è questo Tesla coil? È
Nikola Tesla è uno dei più importanti scienziati del XX secolo, è quello che ha inventato tutte le applicazioni della corrente alternata. Senza di lui non avremmo nessuno degli elettrodomestici che usiamo tutti i giorni. Il buffo di questa scena è che questo ragazzo presenta a questa Meg, presenta questo oggetto che noi prendiamo per un marziano, per qualcosa venuto dall'altro mondo, non abbiamo la minima idea di che cosa sia, e il senso, il succo di questo episodio sta nello scarto che c'è fra un oggetto che conosciamo per esperienza diretta e un oggetto che ci è del tutto estraneo, è un oggetto misterioso. Quanto poi alla tazzina di caffè così banale, vi do una rapida panoramica di punti fondamentali della storia del cinema in cui gioca un ruolo importantissimo. C'era una volta in America di Sergio Leone, ricorderete De Niro torna dall'assenza, credo che ci fosse stato in prigione, e scopre che la gang di cui era a capo lo ha defenestrato e ha nominato un nuovo capo, e tutti sono lì, lui si sta versando, sta mescolando lo zucchero nella tazzina di caffè, e tutti sono lì che lo guardano per capire come reagirà, quale sarà la reazione a questa notizia. Dura un tempo interminabile e questo leggerissimo movimento eccetera diventa un fattore di suspense che nel cinema di Hitchcock è determinato da aerei che volano, macchine, treni e così via. Qui è determinato da una banalissima tazzina di caffè. Questo forse è uno dei passi fondamentali del cinema comico americano. La banda degli onesti, quello in cui di Camillo Mastrocinque, Totò spiega la sua teoria del capitalismo a Puppino De Filippo e usa una tazzina di caffè. E il bello è che per dare l'idea dell'accumulazione capitalistica, no? Intinge il suo cucchiaino nella zuccheriera e dice e versa, e versa, e versa, e allora interviene il barista e dice no, lei non versa più niente, o paga un supplemento o la smette. Insomma, ecco. E anche qui un uso che si direbbe improprio, no? Di un oggetto viene usato nella sua possibile valenza metaforica, cosa di cui è stato maestro Chaplin, Keaton e tutto il grande cinema comico americano. Con una tazzina di caffè si può fare della metafisica, citata da te. Questo il film è Due o tre cose che so di lei, di Godard, e il protagonista del film è al bar, si appresta a gustare la sua tazzina di caffè e viene preso da un afflato di tipo metafisico, comincia a considerare, quindi la cinepresa chiude, no? sul liquido scuro, diventa un liquido magmatico, una sorta di galassia, e sentite cosa dice la voce fuori campo. Non so se qualcuno di voi ha visto il film Adieu Langage, che è l'ultimo film di Godard, ma sembra già contenuto qua. Dice, si deve poter dir meglio, dire che i limiti del linguaggio sono quelli del mondo, che i limiti del mio linguaggio sono quelli del mio mondo e che parlando io limito il mondo. Il tutto mentre tutto lo schermo è occupato da questa materia magmatica che non è altro che un caffè, neanche corretto. E questo, anche qui però siamo nei pressi un passo molto intenso di film blu di Kieslowski, Juliette Binoche, che voi sapete ha perso il marito musicista e decide di rompere con il passato, non avere più legami con questa cosa, è in un bar, sta bevendo un caffè e da fuori, dalla strada, viene la musica di un flautista che gli ricorda la musica. E lì lei ha, come dire, un'epifania, ma epifania che, guardate bene, viene sottolineata, qui bisognerebbe vedere la sequenza integrale, ma insomma questo vi dà un'idea, da un primissimo piano sulla tazzina, sulla quale si deposita un'ombra che
che oscura la tazzina, no? Come un'ombra passeggera, che è un effetto che nel cinema si chiama dissolvenza in nero, nel cinema classico, adesso non la usa più nessuno. Quindi è una dissolvenza in nero che è ottenuta attraverso degli elementi assolutamente quotidiani e naturali, e questo marca il passaggio, il cambio proprio di posizione nei riguardi del suo passato della protagonista. Credo che sia uno dei momenti più intensi di uno dei registi che personalmente, io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche personalmente, è una delle persone che mi ha più colpito proprio come anche personaggio. E qui posso mostrare ancora un esempio di cinema super classico. Questo è The Tour di Edgar Ulmer. Chi era Edgar Ulmer? Era uno dei giovani che andavano a bottega del cinema espressionista tra il 19 e i primi anni 20 in Germania. Come tutti i cineasti della sua generazione di origine ebraica, con l'avvento al potere di Hitler emigra in Germania, negli Stati Uniti, e lì diventa un maestro del cinema di genere. Questo è un gangster movie, un noir, che comincia in questo modo. Vediamo un tipo, che è il protagonista, che scende da un'auto che gli ha dato un passaggio per raggiungere quel determinato luogo, entra in un motel, ordina un caffè, e questa è la tazza che lui si appresta a bere, che è fotografata in questo modo di trasformarla in una forma pura, nitida, no? Quasi una struttura astratta. Contemporaneamente poi la cinepresa fa un piccolo movimento e inquadra un jukebox dove sta partendo una canzone, e vedete che c'è questo richiamo tra la forma circolare della tazzina e la forma circolare del disco. Terza forma circolare è quella di un dettaglio della batteria, il tamburo, che lui suonava perché da giovane in passato lavorava in una orchestrina jazz. Allora, con un metodo che ricorda il cinema espressionista, questo di lavorare sulle forme astratte dell'oggetto, viene fatto un normale raccordo, va bene, tra il presente e il passato attraverso un procedimento che però ha questo di particolare, che sembra rifare alla americana, cioè con degli elementi realistici, quei procedimenti del grande cinema espressionista degli anni 20. Quindi avete un caso di un uso dell'oggetto in cui la tradizione del cinema espressionista tedesco, importata negli Stati Uniti dalla migrazione dei fuoriusciti, diventa uno degli elementi, come dire, costitutivi del linguaggio di questo particolarissimo noir. Enrico Ghezzi lo manda in onda su Fuori Orario almeno un paio di volte all'anno, e quindi se lo avete perso finora cercate di non perderlo più, se no Ghezzi si arrabbia. Credo di non avere altri esempi. Finiamo con la panchina. No, guardate che è impegnativa questa panchina, perché è la panchina vuota con la quale viene annunciato al mondo la morte di Lenin. Il film è Tre canti su Lenin, 1934, di Dziga Biertov. L'avevamo vista prima questa panchina, che si trova a Gorky, una cittadina non molto lontano da Mosca, dove Lenin dopo la malattia si ritira e vive gli ultimi tempi della sua vita. Allora, la panchina è uno straordinario oggetto cinematografico. Ci sono un sacco di film che cominciano con una panchina o che finiscono. Volete qualche riprova? Questo lo conoscete, Caos Calmo di Antonello Grimaldi. Molti dicono che è più un film di Moretti che di Grimaldi, comunque queste sono le varie lingue, e in tutti i casi è la panchina
come una postazione, un osservatorio, funziona un po' come la finestra di Hitchcock, cioè è un luogo dal quale si osserva il mondo. Famosissimo anche questo incipit di Forrest Gump, film che comincia e finisce su una panchina, e poi oltretutto parlando di scarpe, se ricordate l'aggancio avviene parlando delle scarpe. E questa è una panchina un po' particolare, una panchina dogmatica, Dogville di Lars von Trier, dove l'aspirante poeta si stende per elaborare i suoi sogni di gloria. Un film che è estremamente interessante per la riduzione della scenografia ad alcuni elementi essenziali, quasi da messa in scena teatrale. Qui è un riferimento bibliografico. Recentemente un mio collega svizzero, Michael Jacob, ha pubblicato un bellissimo libro che in italiano si chiama La panchina, ma il titolo originale è molto più bello, che è questo, La panchina alla ricerca di una macchina scopica. Ecco, questo ho fatto il paragone con la finestra di Hitchcock, anche questa è una macchina. E poi abbiamo anche la bicicletta, celebrata da questo bellissimo manifesto dell'avanguardia sovietica, in cui Buster Keaton è un campione sia della bicicletta che del treno. Infatti chi di voi legge i caratteri cirillici, da sottoscritto General, di General, è un film tra i più famosi di Hitchcock. Questa è l'uscita dalle officine Lumière, primo film della storia del cinema, dove tutti parliamo della locomotiva dei fratelli Lumière, ma in realtà c'è anche la bicicletta, ed è interessante che dalla fabbrica le donne escono a piedi, solo i maschietti, alcuni, quindi i più altolocati, escono in bicicletta. E questo è un omaggio a Gianni Olla, che oggi ci ha dilettato con Tati. Questa è una bicicletta che vola nel film Giorno di festa, della quale si è ricordato Spielberg quando ha fatto questa inquadratura di E.T. Vedete? E questo è un omaggio a Carlo Mazzacurati, che è l'autore al quale ho dedicato il mio ultimo libro, che non è questo, è l'ultimo, e nel quale c'è un episodio. Mazzacurati, a proposito di critica, ha fatto un film, Il prete bello, il suo secondo film nell'89, che è stato stroncato da tutti. Lui ne ha sofferto moltissimo, non da te, e non ho trovato la tua recensione. Bene, se facciamo una nuova edizione ti recuperiamo la tua recensione. E quindi avrai apprezzato questa scena incredibile che non c'è nel romanzo, che è l'incontro tra i due protagonisti e Gino Bartali. Loro vanno a vedere il Giro d'Italia, trovano un tipo sdrenato che non si sa chi sia, gli danno metà dei loro panini e lui li mangia, e solo quando lui se ne va capiscono che era Gino Bartali, il loro mito, e quindi si mettono a gridare Gino. E questo è un omaggio a Mazzacurati. Va bene, direi che possiamo concludere, anche per una ragione, perché al Teatro Massimo c'è il Festival Creusa Demà, se qualcuno vuole andare, comunque qualcuno di noi andrà, perché è un festival interessante, quindi vi invitiamo a raggiungere il Teatro Massimo. Non lo so, oppure se il professore è disponibile, se voi volete fare qualche domanda, non so, come al solito non voglio decidere io le cose, ovviamente anche Salvatore. E anche... Sai, Salvatore, hai citato la definizione che dà troppo il regista, in effetti no. Chi è il regista? È uno al quale si pongono molte domande. Va bene, dai, allora...
questa seconda tappa di questo percorso formativo sulla critica cinematografica riceverete notizie non solo su Cinemail come sugli altri media, ma anche tramite email, le email che avete lasciato.